Il San Salvatore Selargius vuole cancellare il pesante meno 31 incassato nell'ultimo turno a Umbertide, cerca risposte nel match che lo vede opposto a San Giovanni Valdarno, squadra sempre più attente sudamericane che viaggia a vele spiegate verso i playoff. Alzata ora la palla a 2, vinta dal San Salvatore che dunque può usufruire del primo possesso di questa partita. Il pallone nelle mani di Arioli, in punta Brunetti, il passaggio però intercettato, parte subito la transazione di San Giovanni Valdarno con il canestro da sotto dell'ex Lucia di Costanzo. Siamo in debito dei quintetti iniziali di questa partita. Il San Salvatore si schiera con Lusso, Arioli, Brunetti, Manfrè e Stoichkova. San Giovanni Valdarno risponde invece con Rosset di Costanzo, appunto a segno con il primo canestro della partita, quindi Missanelli, Gonzales e Giordano. Ancora fermata l'azione del San Salvatore e altro contropiede per San Giovanni Valdarno a tutta velocità. Giordano, il passaggio sotto ancora di Costanzo, rischia anche l'infrazione di passi, poi c'è il tiro dall'angolo mandato a segno. 4-0 San Giovanni Valdarno subito con le marce alte. Stiamo parlando di una squadra che è in piena lotta, così come il San Salvatore del resto, per riuscire a guadagnare una posizione tra le prime 8, posizione che varrebbe dunque l'accesso alla post-season. Intanto molta sfortuna per Arioli con questa tripla rifiutata dal ferro, rimessa dal fondo per San Giovanni Valdarno. Già 2 palle perse per il San Salvatore in questo inizio di partita. Ancora canestro tappato per la squadra di coach Fabrizio Staico. Poi c'è il tiro di Gonzales, davvero molto corto, il rimbalzo raccolto dal San Salvatore, ancora chiamata a testa per Arioli. Dirige le operazioni nella metà campo offensiva, Brunetti, Stoichkova dentro per Manfrè, il layup comodissimo con la mano destra, il primo canestro della partita per il San Salvatore, esecuzione ragionata e si trovano così anche dei tiri ad alta percentuale. San Giovanni Valdarno che si affida ora a Missanelli, il tiro con la mano sinistra è sbagliato, prova ora il San Salvatore a correre in contropiede, non riesce Stoichkova a realizzare da sotto, peccato, sarebbe stata una buonissima chance per le padrone di casa. Il pallone dentro di Gonzales, cerca lo spazio ancora di Costanzo per andare al tiro, subisce il fallo. 7:50 per andare al primo mini intervallo in questa partita. Invitata in lunetta Lucia di Costanzo. Andiamo a vedere le sue statistiche nel corso di questa stagione. Sono 9,1 punti di media con 6,7 rimbalzi a partita, tiri liberi con il 55%, il primo va dentro, più 3 San Giovanni Valdarno di Costanzo che è stata al San Salvatore, mentre arriva anche il secondo canestro su tiro libero per lei. Dicevamo è stata a San Salvatore, in particolare nella stagione 2014-2015, pivot classe 92, originaria di Pomigliano d'Arco. Arioli lo scarico sotto, Manfrè però sbaglia, il rimbalzo è catturato proprio da Di Costanzo. Dall'altra parte chiude il palleggio Gonzales, quindi il tiro dalla lunga distanza sbagliato, ma San Giovanni Valdarno in questo avvio di partita ha anche il controllo dei tabelloni. Giordano dal palleggio, quindi l'iniziativa della giocatrice in canotta numero 4 Macarena Rosset, che si palleggia però su un piede. Coach William Orlando in panchina chiede maggiore attenzione alla gestione dei possessi offensivi alla sua squadra. Macarena Rosset, che peraltro andò a decidere la partita d'andata con un prodigioso canestro nel supplementare, un verissimo passo d'incrocio per lei, fece la differenza senza mezzi termini con 31 punti personali. Intanto il San Salvatore continua a sbagliare soltanto un canestro, fin qui rimane in vantaggio la squadra ospite, la Polisportiva Galli. San Giovanni Valdarno sul 6-2, il pallone che arriva ancora in post di Costanzo per Rosset, se non abbiamo visto male in questo caso. Dunque più 6-8-2, inizio di partita deciso per le toscane. Il San Salvatore deve ancora entrare soprattutto dal punto di vista offensivo in questa partita. Stoichkova, il pallone che circola sul perimetro, quindi in post basso Manfrè, pallone ribaltato, Arioli va in penetrazione
conclude con la mano destra andando verso sinistra, non ha un equilibrio perfetto, infatti il tiro è sbagliato, ennesima transizione concessa a San Giovanni Valdarno, si avventura nel pitturato ma sbaglia con il numero 15 Missanelli, quindi c'è il canestro con fallo per Lucia Di Costanzo che esulta assieme alle compagne, un fattore assoluto in questo avvio di partita. Più 8, 10-2 e arriva opportunamente il time out chiamato da coach Fabrizio Staico. Libero aggiuntivo dunque per Di Costanzo, che può regalare il nuovo massimo vantaggio nella partita a San Giovanni Valdarno. Mancano, come vedete, 6 minuti e 19 secondi allo scadere del primo quarto. Di Costanzo manda a segno il tiro libero e dunque completa il gioco da 3 punti, 11-2, partita che potrebbe già aver preso un preciso indirizzo il San Salvatore, che deve fare meglio in uscita dal time out. Ci prova ora, alto basso, Brunetti, Manfrè, altro canestro da sotto per Giorgia Manfrè, senza dubbio la più in palla in questo avvio di partita piuttosto complicato per le giallonere. Siamo già dall'altra parte, sempre Giordano a dare avvio a una nuova azione offensiva di San Giovanni Valdarno. Rosset va in angolo per la compagna, si tratta ancora di Missanelli, c'è un fischio a interrompere la azione da parte della squadra di coach William Orlando, ci sono probabilmente anche dei cambi e così fuori Missanelli, dovrebbe essere entrata in campo Giulia Gombac per San Giovanni Valdarno. Verificheremo il prima possibile. Stoichkova intanto per il San Salvatore, quindi Manfrè e poi Lussu prova una delle sue classiche incursioni andando verso destra, quindi Arioli mette il pallone per terra e va a segno superando proprio Giulia Gombac, la sua ex compagna di squadra al CUS Cagliari. Il San Salvatore cerca di prendere fiducia e sotto ora sull'11-6. Giordano controllata da Lussu che prova a metterle tanta pressione, tocca il pallone, Lussu ovviamente si riprenderà con una rimessa dal fondo per San Giovanni Valdarno. Pallone che verrà consegnato ora a Gonzales, subito in angolo, palleggio, arresto e tiro di Macarena Rossetta, ancora sfortunata, non ha trovato ritmo in questo avvio di partita il San Salvatore, che gestisce dunque con Anna Lussu il suo palleggio, poi il pallone in punta, c'è Arioli, attende il movimento di Manfrè che sale per bloccare, gioco a 2 tra Arioli e Manfrè, creato lo spazio per il piazzato di Arioli che però trova soltanto il secondo ferro, corre Gonzales, poi Missanelli che prova ad attaccare il centro dell'area, sbaglia andando verso destra, la giocatrice di San Giovanni Valdarno avrà a disposizione comunque 2 tiri liberi, si trattava anzi di Macarena Rosset, Missanelli era uscita in precedenza e dunque sull'11-6 San Giovanni Valdarno ha l'opportunità di spingersi ancora avanti nel punteggio, anche se Rosset sbaglia il primo tiro libero. Macarena Rosset segna invece il secondo, doppiato di San Salvatore sull'11-6. Rosset che segna 18,8 punti a partita, davvero tantissimi, e fa coppia nella nazionale argentina proprio con Deborah Gonzales che l'ha raggiunta un mese e mezzo fa circa. Avremo modo di parlarne nel corso di questa telecronaca. Deborah Gonzales, che peraltro conosce molto bene uno degli allenatori del panorama sardo con cui ha condiviso un'importante avventura a Chieti. Approfondiremo come promesso il tema, intanto raccontiamo la partita perché c'è un canestro importante, quello di Viviana Giordano, che vale il 15-6. Inizio di partita che sorride sempre più alla squadra di William Orlando. 4 minuti alla prima sirena della partita. Lussu qui si appoggia al vetro, trova una buona soluzione personale il capitano del San Salvatore. Canestro che permette dunque alla squadra di Staico di rosicchiare 2 punticini. Tripla senza ritmo per Giulia Gombac, secondo ferro per la giocatrice ex triestina tra le altre. Con Arioli ha giocato, come detto, nel CUS Cagliari in Serie A1 senza grandissimo spazio, ma riuscì comunque a farsi apprezzare. Gombac che qui va a recuperare il rimbalzo difensivo
Siamo già dall'altra parte con Gonzales, prova a superare Arioli, c'è il taglio lungo la linea di fondo di Rosset, le due hanno grande intesa e lo si nota anche in questi dettagli. Ancora un errore per Gombac, il pallone che verrà offerto a San Giovanni Valdarno per la rimessa dal fondo. C'è stata infatti, secondo uno dei due arbitri, l'ultima deviazione da parte di una giocatrice del San Salvatore. Ricordiamo peraltro anche i nomi delle due giacchette grigie designate per questo incontro: Stefano Bonetti di Ferrara e Edoardo Ugolini di Forlì. San Giovanni Valdarno che attacca con Rosset, Gonzales, linea di fondo, l'hesitation, il tiro fuori equilibrio, sbagliato, rimbalzo di Manfrè, corre dall'altra parte Lussu, tiene il palleggio vivo, prova a buttarsi nel cuore dell'area, errore però per il capitano del San Salvatore e rimbalzo recuperato da San Giovanni Valdarno. Lussu sta provando quantomeno a prendersi responsabilità, ha capito che la squadra ha bisogno di entrare in partita. Arioli intanto, dopo anche San Giovanni Valdarno un po' pasticciato nella metà campo offensiva, Arioli aveva trovato una buona iniziativa qui andando verso destra, lamenta un fallo che però non arriva. Gombac va a contenderle poi il pallone, Stoichkova fallosamente, però secondo gli arbitri forse una chiamata un pizzico severa ai danni della formazione giallonera. 2:31 al termine del primo quarto, arrivano degli altri cambi e c'è un'altra ex sarda tra virgolette come Francesca Orsini che va a rilevare in questo momento Missanelli. Orsini che lo scorso anno ha giocato nella Virtus Cagliari, intanto anche coach Staiko opera un cambio fuori Stoichkova dentro Gagliano. Dicevamo di Orsini, lo scorso anno la Virtus, retrocessione purtroppo per lei, una retrocessione tra virgolette storica per il basket sardo che da tanti anni vedeva la Virtus protagonista nella seconda divisione del basket nazionale. Orsini che comunque si è fatta notare con buone cifre personali, andiamo a vederle nel dettaglio: 10,4 punti di media più 6,3 rimbalzi. Si è guadagnata insomma la chiamata di San Giovanni Valdarno. Intanto il tiro da 2 punti, ancora sfortuna per il San Salvatore. Gagliano però lotta alla grande a rimbalzo d'attacco e va a guadagnarsi con le unghie e con i denti questi due tiri liberi importanti per mantenere il San Salvatore in scia più o meno, anche a fronte di un primo quarto fin qui un po' balbettante. Gagliano cerca la concentrazione per mandare a segno il primo tiro libero realizzato per Delia Gagliano, che sta migliorando in questa fase della stagione dal punto di vista individuale. Dentro anche il secondo, il San Salvatore raggiunge quota 10 punti segnati in questa partita, mentre è Gonzales ora ad agire in regia per San Giovanni Valdarno. Rosset lavorando sul blocco di Orsini che poi rolla dentro ma non è pronta per la ricezione. Meno 7 palle in mano San Salvatore, dall'altra parte reclama la ricezione Arioli, c'è il tiro dall'angolo di Brunetti. Gagliano dopo l'errore stava per prendere anche questo rimbalzo. Siamo già dall'altra parte con Missanelli, pallone in angolo ceduto a Rosset. Gonzales in punta, ancora in angolo Rosset da 3, Brunetti con un buon tagliafuori in questo caso, e allora Arioli mette ordine. Fasi conclusive del primo quarto, Cinzia Arioli conduce l'azione offensiva del San Salvatore, vuole il post basso di Gagliano. 1:20 al termine del primo quarto, segna col fallo Delia Gagliano, che si è presentata alla grande in questa partita e ha dato una scossa di adrenalina alle sue, che ora sono sul meno 5 con la possibilità di andare sul meno 4 con il libero aggiuntivo. Gagliano che contribuisce alla causa con 6,6 punti e 5,6 rimbalzi di media in questa stagione. Libero supplementare convertito e dunque meno 4 San Salvatore, un affare considerati i primi 2-3 minuti di questa partita, che erano stati tutt'altro che felici per la squadra in canotta giallonera. Orsini si prende una tripla che non è esattamente nelle sue corde, rimbalzo conquistato però da Macarena Rosset, anzi da Missanelli, e dunque Gonzales è pronta, doppio post alto qui con Gombac che era andato a bloccare. Gonzales con la tripla totalmente fuori misura, pallone ributtato in mezzo da Rosset che trova Gombac, ma è sfortunata qui la giocatrice giuliana. Arioli per il San Salvatore
San Salvatore che vuole chiudere con energia il primo quarto, tripla sbagliata però, e altro rimbalzo prezioso portato giù da Gombac. Missanelli, poi Orsini si divora un canestro che sembrava fatto. Si rimane sul 17-13, ultimi 27 secondi del primo quarto, con il San Salvatore che rimette in gioco Annalussu. Chiamato il gioco offensivo il capitano del San Salvatore, palla in angolo, poi Manfrè sotto, Brunetti, layup vincente per Federica Brunetti. Il San Salvatore risorge dopo un inizio di partita difficoltoso, -2 soltanto ora, 17-13, ma non bisogna concedere soluzioni facili a San Giovanni Valdarno in chiusura di primo quarto. La preghiera di Arioli sul primo ferro, per poco non la metteva. Termina un primo quarto combattuto. San Giovanni Valdarno è avanti, ma di 2 soli punti, sul 17-15. Inizia il secondo quarto al Palaviena di Selargius. Il primo possesso è per San Giovanni Valdarno con Di Costanzo. Ora il pallone che arriva poi tra le mani di Giordano, dentro ancora Di Costanzo, cerca uno scarico, non lo trova, c'è il pallone recuperato da Annalussu, lancia il contropiede di Arioli, layup comodo con la mano destra, parità al Palaviena a quota 17. Inizio di secondo quarto interessante per il San Salvatore dal punto di vista dell'applicazione difensiva, protagonista come sempre Annalussu. Il tiro cadendo all'indietro, difficile e sbagliato per Gonzales. Gagliano ha portato giù il rimbalzo per il San Salvatore, che ora gestisce con Arioli, schema testa per le giallonere. Cinzia Arioli, serve Federica Brunetti, quindi Delia Gagliano. Ancora Arioli, mette il pallone per terra, prova a battere Gonzales, il tiro dalla media sbagliato qui per Arioli. Ancora tanta sfortuna per una delle giocatrici più esperte in casa San Salvatore. Giordano oltre l'arco, Rosset sceglie la partenza in palleggio, scarica in angolo, il tiro è da 3 punti e va a segno per San Giovanni Valdarno con Missanelli, se non abbiamo visto male, e dunque torna avanti la squadra toscana con un possesso pieno di vantaggio. Ora 20-17, Arioli va da Lussu, quindi ancora Arioli da 3, Cinzia Arioli, primo ferro. Gagliano è sempre lì, pronta a toccare ogni pallone che arriva là sotto. Da sotto lavora bene anche Federica Brunetti, che riconquista la sfera e regala al San Salvatore i punti del -1 sul 20-19. Questo è il punteggio sul tabellone del Palaviena in questa sfida, che lo ricordiamo è valida per la 22esima giornata, la 7ª di ritorno del campionato di Serie A2 femminile. Girone sud, altro recupero di palla per il San Salvatore. Lussu lancia ancora, Arioli ha bisogno però di scaricare per il rimorchio di Gagliano, il pallone deviato, c'è il time out in campo chiesto da coach William Orlando, che ha visto qualche segnale non proprio incoraggiante da parte della sua squadra e dunque vuole parlarci su. Si torna in campo dopo il time out, rimessa eseguita dal San Salvatore con Manfrè ora che va a cercare ancora Arioli. Il palleggio di Arioli, ribalta in angolo ma capisce tutto in anticipo la giocatrice di San Giovanni Valdarno. Deviazione quasi da portiere di calcio per Lussu, con grande reattività anche sul tentativo di passaggio di Rosset. Rimessa in attacco per San Giovanni Valdarno, a dispetto di quanto era sembrato all'inizio. Insomma, abbiamo una partita assolutamente combattuta e il San Salvatore sta trovando l'intensità che voleva. Errore e poi, anzi direi doppio errore, oltre a quello di San Giovanni Valdarno c'è anche il San Salvatore che concede colpevolmente il rimbalzo d'attacco e poi va a spendere il fallo su Deborah Gonzales, giocatrice che è arrivata a stagione in corso a rinforzare il roster di San Giovanni Valdarno. Ha vinto tanto e ha maturato soprattutto notevoli esperienze con la nazionale argentina, è arrivata dalla Serie A1 di Napoli, tanto ha segnato il primo tiro libero e poi anche il secondo. Deborah Gonzales, che nel suo palmarès vanta diverse esperienze italiane, una di queste al Cuschieti, piazza in cui conquistò la promozione in A1. L'allenatore era Beppe Cavoni. Intanto la tripla
a segno per Lussu. Il San Salvatore è sempre lì, non molla di un millimetro. 22 pari al Palavienna. Missanelli, e poi il pallone in angolo ribaltato verso Rossetta, anzi Gonzales. Gran penetrazione di Gonzales con il tiro del cameriere, consegna effettuata. 24-22. Deborah Gonzales sul tabellino. Intanto circolazione sul perimetro. Gagliano, altro ribaltamento, che cerca di aggirare così questa difesa proposta da San Giovanni Valdarno, e piovono le triple. Un'altra va a segno per il +1. 25-24. San Salvatore sfidato al tiro da questo cambio di atteggiamento difensivo da parte della squadra toscana. San Salvatore che si è fatto trovare presente. Attenzione all'altra tripla dall'angolo con errore, rimbalzo portato giù da Brunetti. Il San Salvatore pronto a correre con Arioli. Manfred, quindi pallone in angolo da Gagliano, cerca di prendere la linea di fondo, gira sul perno Gagliano, il tiro sbagliato, poi Brunetti che lotta a rimbalzo. Il pallone però verrà consegnato nelle mani della squadra di coach William Orlando. Si fa sentire anche il pubblico di casa. Giordano dal palleggio, quindi il passo d'incrocio di Rosset, stoppata da Brunetti. Vediamo se scatta la transizione del San Salvatore. Ancora Arioli a chiedere il pallone, che invece arriva sotto per Gagliano. Sbaglia la prima volta Gagliano, ma non si arrende. Il secondo tentativo è quello buono ed è quello che vale il +3. Ora un possesso pieno di vantaggio per il San Salvatore sul 27-24. Troppo spazio concesso qui a Missanelli, che però grazie a il San Salvatore. 5-34 sul cronometro del secondo quarto. Palla in mano per le giallonere che possono sfruttare l'onda positiva. Manfred da sotto per il +5, il massimo vantaggio nella partita per il San Salvatore. Vediamo se arriva il time out di coach Orlando, che vede la sua squadra scivolare sotto in maniera quasi inaspettata dopo un primo quarto molto buono per larghi tratti. Errore intanto per Gonzales dai 6-75. Il San Salvatore ora può gestire con Arioli, attende il piazzamento di Brunetti per il blocco, quindi Arioli in penetrazione, viene derubata del pallone. Arioli, transizione, ancora ritmi vertiginosi per San Giovanni Valdarno, che però non riesce a concludere. Lo fa in un secondo momento con Rosset, che è stata in ogni caso fermata fallosamente. Andrà in lunetta con 2 tiri liberi e cercherà in questo modo di fermare l'emorragia per quanto riguarda San Giovanni Valdarno. Altra sostituzione per coach Orlando, è tornata Orsini, come avete visto. Primo libero realizzato da Macarena Rosset. 29-25. Partita sempre equilibrata. Dentro anche il secondo. E di nuovo un possesso di distanza tra le due squadre. Arioli per Gagliano, si sposta e riceve Brunetti in punta, quindi Cinzia Arioli a cercare soluzioni. C'è il backdoor di Lussu, che riesce in qualche modo a completare la ricezione e poi anche a realizzare da sotto per il 31-26. Ottimo secondo quarto davvero per il San Salvatore. Rosset cerca lo spazio per il tiro, difficile con la linea di fondo, e il pallone è regalato ancora al San Salvatore, che può affidarsi al contropiede di Brunetti. Fuori Arioli, recupero difensivo di San Giovanni Valdarno. Allora si attacca, difesa schierata. Arioli non riesce a superare la sua avversaria diretta. Si tratta ancora di Rosset. Sale Brunetti, che poi taglia dentro a tutta velocità lo show di Orsini. Arioli sbaglia da 3 e poi siamo già dall'altra parte con Rosset. Tante azioni in transizione fin qui in questo primo tempo. Orsini sotto canestro, arriva il taglio a tutta velocità di Giordano, appoggia al vetro il canestro del 31-28. C'è l'interruzione della partita per un nuovo timeout.
IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Tre minuti 33 secondi al termine del secondo quarto al Palavienna. Gestione offensiva del San Salvatore con Lussu, quindi Brunetti, il taglio di Arioli, cercava sotto Manfrece, il fallo di Orsini, eppure non è granché d'accordo con la chiamata arbitrale. Abbiamo visto una San Giovanni Valdarno in gran fiducia mentre Manfredi si prepara per la doppia esecuzione dalla lunetta. Dicevamo San Giovanni Valdarno in fiducia soprattutto nel primo quarto. Del resto la squadra di coach Orlando viene da un ottimo momento fatto di 5 vittorie consecutive, non conosce sconfitta la Polisportiva Galli dallo scorso 19 gennaio. Regolati in serie Elite Roma, Orvieto, Forlì, Atena Roma e Cus Cagliari, peraltro nell'ultimo turno. E ora San Giovanni Valdarno che però deve inseguire il San Salvatore sul 32-28. Il pallone che era destinato sotto per Di Costanzo, ancora un pallone recuperato da San Salvatore che ha stretto e non poco le maglie in zona difensiva. Un errore da sotto per Brunetti, corre il campo dall'altra parte Deborah Gonzalez, fronteggiata da Lussu. Il pallone sul perimetro, Orsini pensa al tiro, poi desiste. Giordano sul blocco di Di Costanzo, passa in mezzo e poi realizza la giocatrice di San Giovanni Valdarno, davvero molto brava in questa circostanza. La sua lettura, c'era lo spazio per passare in mezzo al blocco. E allora 32-30, il pallone fuori, Gagliano da 3, Delia Gagliano. Che primo tempo per la giocatrice algherese, firma il canestro del +5 San Salvatore sul 35-30. È stata lei a dare la scossa già nel finale del primo quarto, e poi ottimo anche il secondo periodo dell'ex Mercede. 2 minuti e spiccioli ancora da giocare prima della sirena di metà partita. Cerca lo spazio ancora San Giovanni Valdarno, Orsini da 3, risponde così a Delia Gagliano. Curiosamente tra l'altro 2 lunghe a segno dei 6,75, 2 lunghe però con mani molto educate, lo hanno dimostrato entrambe. Gagliano ancora chiamata in causa, c'è tantissimo spazio per Lussu, fatica a controllare il pallone, da fuori ancora per Gagliano.
da 3, Gagliano costretta a forzare, per poco non la mette ancora una volta. Giocatrice classe 1997, ma con alle spalle già tanti campionati di Serie A2, anche da protagonista. Intanto il piazzato di Giordano riporta il match in parità a quota 35. Finale di secondo quarto appassionante al Palavienna. Lussu per Gagliano, ancora il pallone per il capitano da 3, errore, rimbalzo lungo che cade nelle mani di Deborah Gonzalez. Ancora Gonzalez per Rosset, trovata sotto di Costanzo, il più facile dei canestri. Parziale ora San Giovanni Valdarno, partita che cambia indirizzo da un momento all'altro. 37-35 per la squadra quest'oggi in canotta bianco-rosso-nera. Lussu, Gagliano in angolo, Manfreda 2, un airball. Dunque più 2 palle in mano San Giovanni Valdarno, 30 secondi al termine del secondo quarto. Il pallone che arriva nelle mani di Gonzalez, un'occhiata anche al cronometro. Gonzalez batte nel mismatch Brunetti, poi il tiro da 3 ancora a segno. Più 5 San Giovanni Valdarno, che rende ancora più ampio questo parziale veemente proprio nel momento in cui il San Salvatore sembrava condurre la partita dal punto di vista anche mentale. Arioli non riesce a sfondare, poi un passaggio di riapertura molto difficile per Lussu. Vediamo se c'è spazio per un'ultima conclusione in San Giovanni Valdarno. La preghiera di Gagliano che non viene accolta dagli dei del basket. Partita davvero pazza fino a questo momento, conduce San Giovanni Valdarno sul più 5, 40-35. Inizia il secondo tempo al Palavienna di Selargius, primo possesso per il San Salvatore in questo terzo periodo con Lussu per Manfred, spalle a canestro, poi si gira, affrontata da Orsini, ribaltamento per Gagliano, una delle migliori se non la migliore in assoluto nel primo tempo per il San Salvatore, errore per Brunetti che invece deve cercare ancora di entrare nel miglior modo possibile in questa partita. San Giovanni Valdarno che si affida a Rosset, Giordano e quindi Deborah Gonzalez sul blocco di Orsini. Ancora Gonzalez, tiene vivo il palleggio, c'è il blocco anche di Costanzo, deve affrettarsi Giordano che pesca il jolly. Più 7 e prosegue San Giovanni Valdarno nel parziale che aveva permesso insomma di chiudere in vantaggio al termine dei primi 20 minuti. Momento nuovamente favorevole alla squadra ospite. Lussu però tiene in piedi la sua squadra con questo piazzato difficile dall'angolo, ma comunque a segno. Nei momenti più complicati San Salvatore trova sempre il supporto nel proprio capitano di Costanzo. Orsini, anzi chiedo scusa, si tratta di Rossetto, ora sì, c'è Francesca Orsini. 8:35 per la conclusione del terzo quarto. Usa troppo le mani in zona difensiva Delia Gagliano secondo il giudizio arbitrale e dunque si resta lì. Più 6 palla in mano San Giovanni Valdarno. Ecco ancora Macarena Rosset, palleggio aperto con la mano sinistra. Cambio difensivo accettato da Brunetti, passo d'incrocio di Rosset, difende bene Brunetti. Gonzalez da 3, Gonzalez a segno per il più 9 ora. E il San Salvatore che deve trovare adesso una reazione perché San Giovanni Valdarno sta scappando. Gagliano sotto, prova a trovare lo spazio, ci riesce benissimo contro Rosset. Questo è un gran canestro ancora per Gagliano. Confermiamo insomma la nostra sensazione, senz'altro una delle migliori questo pomeriggio al Palavienna. Gagliano, intanto Orsini dall'altra parte, fuori per il tiro da 3. Ancora San Giovanni Valdarno che adesso guadagna il più 10 sul 49-39. Per la prima volta nella partita, se non andiamo errati, San Salvatore finisce in doppia cifra di svantaggio. 7:30 per chiudere i giochi. Gagliano vede e trova Arioli, penetrazione andando a sinistra con probabilmente anche un contatto, poi Manfred sbaglia da sotto
il secondo contatto viene ravvisato dagli arbitri, mentre Arioli sembra abbastanza frustrata perché non ritiene di essere tutelata a sufficienza dagli arbitri, probabilmente non ha tutti i torti, mentre il San Salvatore in un modo o nell'altro è comunque riuscito con Manfrè a guadagnarsi 2 tiri liberi. Primo va dentro per Giorgia Manfrè, qualche problema fisico che negli ultimi 2 mesi sostanzialmente non gli ha permesso di dare il suo consueto solido apporto, dicevamo, sotto i tabelloni. Ora è in crescita e lo sta dimostrando. Giorgia Manfrè ha realizzato i punti del -9 San Salvatore, o meglio il punto del -9 San Salvatore sul 49-40. L'inerzia ancora nelle mani di chi attacca ed è San Giovanni Valdarno con Giordano Orsini. Ancora un pallone difficile qui che viene comunque mantenuto in campo di Costanzo Rosset. Palleggio aperto con la mano sinistra, gioco a 2 con Di Costanzo. Rosset, il tiro da 3 sbagliato, stavolta è buono il rimbalzo portato giù da Manfrè, la transizione condotta da Lussu. Arioli, Brunetti fuori, metri e metri di spazio per Lussu, da 3 non perdona il capitano del San Salvatore. -6, 2 soli possessi per quanto pieni di differenza tra le due formazioni. Il San Salvatore non sprofonda, anzi prova nuovamente a ricucire lo strappo. Orsini da 2, c'è soltanto il ferro, rimbalzo di Gagliano. Il San Salvatore sta tornando a lavorare bene sotto i tabelloni. Lussu per Manfrè, ribalta dall'altra parte per Arioli, tiene il pallone fermo a lungo Arioli, poi cerca di metterlo per terra, non tiene il primo passo Deborah Gonzalez. Fallo speso a 6 minuti e 9 secondi dal termine del terzo quarto. Sostituzione per coach William Orlando con l'uscita di Rossette. Dovrebbe essere rientrata ora Missanelli. Arioli ha rimesso in gioco Gagliano, quindi il tiro sbagliato ancora dal San Salvatore, ma si riesce comunque a realizzare da sotto il canestro del 49-45. Grande carattere San Salvatore, sta dimostrando con i fatti di non essersi per nulla arreso nella lotta playoff. Intanto la tripla qui viene sbagliata dalle giocatrici della Polisportiva Galli, l'ultima a toccare è stata Gagliano. Interpretazione da parte degli arbitri che non trova d'accordo la giocatrice algherese. Intanto arriva il time out in campo. Rimessa dal fondo San Giovanni Valdarno, provano a smarcarsi le giocatrici toscane che ora manovrano oltre l'arco con Missanelli. Pallone che arriva dalle parti di Deborah Gonzalez, prende il centro dell'area, il pallone che si spegne però sul secondo ferro. Allora Arioli con calma si va a cercare il pallone, Giordano lo trova parzialmente, Arioli non trova la chiamata arbitrale, continua a essere un po' maltrattata dalla difesa avversaria. Vedete qui il dialogo, anche il pubblico del Palaviano quest'oggi abbastanza rumoroso, che va a beccare un po' il direttore di gara. Il gioco che è ripreso e il possesso del San Salvatore viene gestito da Gagliano. L'uscita di Arioli che va a prendersi il pallone, spalle a canestro, ha ottimi fondamentali, appunto spalle a canestro. Arioli qui ce lo fa vedere, bellissimo canestro per lei, è quello del -2, 49-47. San Salvatore è lì dopo essere stato sotto anche di 10 punti. Ora controparziale giallo-nero da 3, però subito a smorzare gli entusiasmi. San Giovanni Valdarno mette una bomba di grande impatto psicologico che li porta sul +5, 52-47. Partita molto molto gradevole dal punto di vista anche dei ritmi. Il pallone va in angolo, poi Lussu fuori, cerca di penetrare Arioli. Anche qui le giocatrici di San Giovanni Valdarno fanno fatica a contenere il suo primo passo, stavolta a spendere il fallo personale è stata Missanelli. Rimessa dal fondo.
Arioli a eseguire, 4:36 per l'ultimo mini intervallo. Gagliano da 3, Delia Gagliano non smette più di segnare la bomba del -2, 52-50. Una partita davvero avvincente questo pomeriggio al Palavienna. Orsini a un passo dall'anticipo, Arioli che è ancora, diciamo, in polemica con gli arbitri. Qui sosteneva di non essere stata lei l'ultima a toccare il pallone. San Salvatore che però è tornato in partita, questa è la notizia. San Giovanni Valdarno sembrava essere sul punto di scavare il solco e invece non è stato così. San Salvatore vuole giocarsela ancora. 4:10 per la terza sirena della partita. Missanelli si butta a sinistra, la stoppata qui è fallosa da parte di Brunetti, non ci sono discussioni in questa circostanza sulla bontà della chiamata arbitrale. Braccio che si è abbassato in maniera nettissima per Brunetti, dunque il fallo c'è tutto. Ci sono questi 2 tiri liberi per Missanelli, giocatrice di San Giovanni Valdarno, che in questa stagione realizza 7,2 punti di media con 4,1 rimbalzi, tiri liberi con il 75%. Segna Missanelli. Allora il San Salvatore che è chiamato ancora a rispondere. Gagliano, situazione un po' intricata, il San Salvatore non ha costruito granché, mancano 10 secondi allo scadere del cronometro dei 24. Arioli ancora da 3, corto, e rimbalzo portato giù da Macarena Rosset. Chiamata d'attacco di Macarena Rosset, il palleggio in mezzo alle gambe, la controlla Arioli, ancora Rosset, fuori il tiro da 3 di Orsini, corto anche per lei. Manfrè con il tap out e quindi Arioli dall'altra parte prova ad andare dentro, subisce il fallo. Cinzia Arioli a 3:24 dal termine del terzo quarto. Arioli si sente ovviamente in dovere di dare qualcosa in più offensivamente parlando alla sua squadra, anche a fronte di una giornata non semplicissima per quanto concerne le percentuali al tiro. Invitate in lunetta. Arioli segna il primo. Arioli che è la seconda per assist in tutta la Serie A2, 5,2 a partita, 12ª per media punti con 15 ovviamente, 3. Siamo sul 54-51 intanto al Palavienna, con Gonzales di Costanzo, fermata da Brunetti a un passo dal recupero, step back, tiro da 3, airball per Deborah Gonzales, che non ha trovato sempre grande fiducia al tiro nel corso di questa partita. Lussu, si riaccende ancora il tifo del Palavienna, ancora il palleggio di Anna Lussu, c'è sempre un possesso pieno di differenza tra le due squadre. Gagliano per Arioli, un'occhiata al post basso occupato ora da Giorgia Manfrè, ribaltato il pallone per Lussu, mette palla per terra, sotto per Brunetti, fa saltare l'avversaria ma poi sbaglia. Brunetti è mancata un po' dal punto di vista dell'impatto offensivo al San Salvatore in questa partita. Intanto Gonzales riapre per Orsini, quindi si rinizia da Rosset, subito dentro però da Di Costanzo nel duello fisico con Giorgia Manfrè, stavolta alla meglio l'ex San Salvatore, 56-51. Partita che è un po' rallentato dal punto di vista del ritmo, ma che continua a essere aperto. Intanto Manfrè per un istante dimenticata da Di Costanzo, Arioli non la va a servire. Gagliano sotto per Manfrè, ancora Manfrè cerca lo spazio per il tiro, poi il passaggio di riapertura è assolutamente da dimenticare. Gonzales da sotto per il 58-51. Attenzione a San Giovanni Valdarno che cerca un nuovo allungo sul +7, qui nessuno va a dare una mano a Lussu sulla rimessa dal fondo. Lussu che se la prende con Gagliano. Stava per perdere il pallone San Salvatore, o per infrazione di 5 secondi sulla rimessa o per
un recupero di palla di San Giovanni Valdarno che era con Missanelli attivo sulla linea di passaggio. È tornata Gombac intanto per la squadra ospite, è tornata pure Stoichkova per il San Salvatore Selargius. Arioli, Manfrè, pallone banalmente perso stavolta per il San Salvatore, davvero evitabile, ma ci mette una pezza come sempre. Cinzia, Arioli, Stoichkova è già dall'altra parte, Gagliano guarda il canestro, non si fida del suo tiro da 3 punti che pure ha trovato con discreta continuità questo pomeriggio. C'è il fallo evidente di Orsini che decide di fermare così Anna Lussu. La invita in lunetta per Lussu, 8,2 punti e anche 3,6 rimbalzi di media in questa stagione, una delle migliori negli ultimi anni quantomeno per lei dal punto di vista statistico. Dentro il primo libero di Lussu, meno 6, 58-52. Dentro anche il secondo, 53-58. Partita sempre aperta. Gonzales, quindi Rosset dalla media, sfortunata qui la giocatrice argentina. Spazio per il San Salvatore dall'altra parte. Stoichkova, Arioli, pallone fermo, poi attacca il centro dell'area. Arioli scarica per Manfrè, gira sul perno e va a segno con grande morbidezza di tocco Giorgia Manfrè per il meno 3, 58-55. Consegnato nelle mani di Gonzales dall'altra parte, sale alto per bloccare Di Costanzo. Ancora San Giovanni Valdarno da 3, stavolta con Gombac, il pallone fa dentro e fuori e Stoichkova che porta giù il rimbalzo. Arioli corre il campo, va dentro e viene trattenuto in maniera vistosa su un braccio, infatti è corretta a mio giudizio ancora la chiamata arbitrale di fallo antisportivo, troppo plateale la trattenuta. Braccio destro di Arioli con la giocatrice di San Giovanni Valdarno che si era disinteressata del pallone. Fallo speso a 18 secondi e 9 decimi al termine del terzo quarto. Dentro il primo libero di Arioli, 56-58. E dentro pure il secondo, il San Salvatore è lì sul meno 1, 58-57, 18 secondi e 9 decimi sul cronometro del terzo quarto. 14 ovviamente per il tiro della squadra giallonera. Arioli per Stoichkova, quindi Lussu, ancora il San Salvatore ad affidarsi nelle mani del suo capitano che però ha sbagliato in penetrazione qui andando a destra. Può chiudere in attacco San Giovanni Valdarno, palla sotto per Gombac, fallo di Gagliano che si era fatto un po' ingolosire qui dalla stoppata. 2 liberi per Giulia Gombac, alla classe 1994, abbiamo detto ex Cus Cagliari, era la stagione 2015-2016, l'ultima appunto in A1 per il Cus. Non solo Arioli come compagna per lei, ma anche la stessa Delia Gagliano che in quella stagione cercò di giocarsi le proprie carte appunto in Serie A1, ma fu vittima di un lunghissimo infortunio. 1 su 2 per Gombac, stavolta non c'è il fallo, c'è però la rimessa dal fondo per San Giovanni Valdarno e c'è soprattutto anche il time out chiamato da coach William Orlando. Si riprende dopo il time out, ultimi secondi del terzo quarto. Gonzales sbaglia, non riesce a correggere Giordano, finisce così 59-57, più 2 San Giovanni Valdarno dopo i primi 30 minuti. Inizia l'ultimo quarto, ancora tutto in bilico tra San Salvatore e San Giovanni Valdarno in questo 22esimo turno del girone sud del campionato di Serie A2 femminile in frazione di doppio palleggio.
per Deborah Gonzalez, e la Polisportiva Galli che dunque si presenta subito con una palla persa in questo ultimo periodo. Lussu per il San Salvatore, questo è il possesso della possibile parità o addirittura del sorpasso. Vediamo come lo gestisce il San Salvatore. Manfrè in angolo per Lussu, il post basso di Manfrè, riapre per il tiro da 3 di Arioli. Primo ferro, ancora problemi con il tiro dalla lunga distanza per Cinzia Arioli, che pure è un'ottima tiratrice. San Giovanni Valdarno che dunque tira un sospiro di sollievo ed è ancora in vantaggio di 2 punti sul 59-57, mentre Orsini lascia il consegnato nelle mani di Macarena Rosset. Ancora Orsini, scarico ottimo sotto di Costanzo, assegno per il 61-57. Molto ben imbeccata in questo caso di Costanzo, non è la prima volta in questa partita. Intanto Stoichkova, poi Manfrè dalla media risponde. Mani molto educate per la giocatrice siciliana, ma non lo scopriamo di certo oggi. Linea di fondo dall'altra parte per Rosset di Costanzo, qui fermata da Lussu che è veramente ovunque. Incredibile il suo livello di energia nonostante i ben noti problemi alla spalla e alla schiena. Da 3 un piccione viaggiatore per Orsini, che forse indugia un po' troppo in questo genere di soluzioni. Abbiamo parlato delle sue mani morbide, ma in questo caso ha forzato un po' e San Salvatore ne ha approfittato per trovare i punti della parità a quota 61, sempre con Giorgia Manfrè, che è la giocatrice più calda in questa fase della partita per il San Salvatore. Gonzalez, poi il pallone anticipato ancora una volta, contropiede San Salvatore, c'è Anna Lussu, chiude il palleggio Arioli, movimento di Manfrè che riceve, prova a mettere anche questo, poteva del resto metterlo ma non ci riesce l'ex Palermo tra le altre. Chiamata offensiva, pollice per Deborah Gonzalez sul blocco alto di Orsini. Ancora Gonzalez si butta a destra, errore, rimbalzo di Brunetti, quindi Lussu corre a tutta velocità, Stoichkova da sotto la mette 63-61, mette ancora la testa avanti il San Salvatore, che non vuole assolutamente essere da meno. Una squadra destinata, secondo molti addetti ai lavori, a ottenere un posto nei playoff in virtù appunto dell'acquisizione nel proprio roster di una giocatrice a tutti gli effetti di Serie A1 come Deborah Gonzalez. Peraltro San Giovanni Valdarno ha anche dato una mano, se vogliamo, alla Nico Basket, che è impegnato in Sardegna proprio in questo turno di campionato contro il Cus Cagliari. Severa sconfitta per la squadra di coach Becciani in quel di Saduchessa. Dicevamo, ha dato una mano San Giovanni Valdarno mandando a Ponte Buggianese un'altra vecchia conoscenza del basket sardo come Sara Innocenti, poi anche Maria Flora Lazzaro, un'altra giocatrice di sicuro impatto nel torneo di Serie A2. Vedremo se riuscirà a salvarsi la Nico Basket. Lottano invece per altri obiettivi queste due squadre, che sono appaiate a quota 63, mentre Stoichkova porge il pallone verso Brunetti dalla media. Federica Brunetti non perdona, San Salvatore sempre in vantaggio, più 2, 65-53. Consegnato ora nelle mani di Gonzalez, chiude il palleggio, Missanelli si butta dentro, forse anche qui c'era un contatto falloso non avvisato dagli arbitri. Corre San Salvatore, Lussu dentro per Brunetti che rischiava di non ricevere, non aveva grande posizione ancora in post. Prova ora Manfrè con uno dei suoi tiri preferiti, questa sorta di semigancio improvviso, proteggendosi con il corpo. Bel canestro ancora Giorgia Manfrè. E se Gagliano era stata grande protagonista del primo tempo, ora il San Salvatore sta trovando tantissimi punti da un'altra lunga. Giorgia Manfrè si sta prendendo la scena, più 4 San Salvatore. Di Costanzo da sotto sbaglia Brunetti in una giornata non semplice dal punto di vista offensivo, sa comunque come rendersi utile, lo può fare con la difesa, con le stoppate, una delle migliori intimidatrici del campionato. Arioli da 3, il
Palasport di Viale Vienna era pronto a saltare in piedi per questa tripla che però non viene accolta dal canestro, dimenticata colpevolmente la giocatrice di San Giovanni Valdarno, che può depositare indisturbata il canestro del -2, 67-65, e nuovo timeout in campo. Rimesso in campo il pallone dal San Salvatore dopo il timeout, 67-65 il vantaggio su San Giovanni Valdarno. Arioli, Stoichkova, il tiro sul secondo ferro, insegue il rimbalzo lungo, Brunetti riesce a mantenere in campo ma offre la sfera per la transizione di San Giovanni Valdarno. Gonzales, scarico sotto di Costanzo, assegno, parità 67. Partita ancora equilibratissima qui al Palavienna. Arioli, Stoichkova da sotto, sbaglia, porta giù il rimbalzo San Giovanni Valdarno. E ora corre Giordano, Gonzales dall'angolo, assegno 69-67. Il pubblico cerca di incoraggiare le giocatrici giallonere, che però sbagliano ancora con Manfred. È un momento in cui sembra mancare un po' il fiato in casa giallonera. San Giovanni Valdarno ne approfitta. San Giovanni Valdarno che dà la sensazione, che ci auguriamo insomma possa essere smentita per il bene del San Salvatore, di averne di più dal punto di vista delle gambe. 4 minuti e 8 secondi al termine del match. Brunetti in reverse, sbaglia. Soluzioni qui che denotano proprio quello che sottolineavamo poco fa, ovvero una carenza di lucidità dettata dalla stanchezza. È ancora lunga però, e c'è spazio per il San Salvatore, che infatti qui va a un passo dal recupero di palla. C'è il fischio di palla contesa, la regola del possesso alternato assegna il pallone al San Salvatore. Cambio, fuori Stoichkova, dentro Gagliano in coppia con Manfred, e c'è anche Brunetti. Dunque quintetto molto alto ora per coach Staico. Soluzione interessante. Gagliano da 3, Manfred da 4 e Brunetti da 5. Vediamo un po' come se la cava il San Salvatore. Manfred trova subito l'appoggio vincente da sotto per il 69-71. Non si arrendono le Selargine, che se la sono giocata alla pari contro una squadra molto molto interessante, che ricordiamo all'andata vinse ma di un solo punto e dopo un tempo supplementare. Intanto c'è il fallo, il canestro poi anche da parte di Rosset, ma il fallo era avvenuto ben prima che la giocatrice argentina raccogliesse il pallone. Dunque non c'è continuità e ci sono 2 tiri liberi per Macarena Rosset, giunta in estate a San Giovanni Valdarno. Il suo primo libero viene realizzato, classe 91, ha vinto l'ultimo sudamericano in nazionale con Gonzales, 2/2 per lei. C'è anche il possesso aggiuntivo per San Giovanni Valdarno, giocato anche in Germania, in Spagna, tanta esperienza internazionale per Rosset, che cerca ancora il tiro, lo sbaglia però in questo caso, ma il pallone è stato comunque recuperato. Più 4 palle in mano San Giovanni Valdarno. Il tiro cadendo all'indietro di Gonzales sul secondo ferro. E poi il fischio arbitrale, ancora un fallo che permetterà a San Giovanni Valdarno di attaccare. e 57 al termine della partita. Pallone che arriva sotto per Di Costanzo, infrazione di passi. Non è finita. C'è tempo e spazio per la rimonta del San Salvatore, a patto che ovviamente le Salargine abbiano ancora le energie fisiche e mentali per rimettere tutto in discussione. Gagliano, pallone ribaltato in maniera un po' rischiosa per Arioli. Adeguamento difensivo ancora per San Giovanni Valdarno da 3. Gagliano, importante ma sbagliato per il San Salvatore. Allora Giordano
può lavorare anche col cronometro. Riceve ora Deborah Gonzalez. 2:15, pallone recuperato ancora da San Salvatore. Lussu in contropiede, non riesce a trovare lo spazio per il tiro. Gagliano ribalta Arioli, superata Gonzalez, poi Brunetti dalla media frontale, uno dei suoi tiri, ma non è veramente giornata per lei, che è sempre un fattore veramente a campo d'attacco. Giordano intanto, siamo entrati negli ultimi 2 minuti di partita. Pallone spedito sotto per Rossetti in reverse a segno. San Giovanni Valdarno ora vuole prendersi la partita, avanti di 6 lunghezze sul 75-69. Time out Staico. Sei punti di ritardo per il San Salvatore, che cerca di rimetterla in piedi, di compiere quello che avrebbe i connotati, insomma, di un miracolo. Ormai a questo punto 90 secondi, non sono riuscite le giallonere a trovare nemmeno in questo caso la via del canestro. Allora Missanelli, quindi Di Costanzo e poi Rosset, cercava il taglio lungo la linea di fondo della compagna. L'ultima deviazione è stata di una giocatrice del San Salvatore, dunque rimessa dal fondo per Rosset. Macarena Rosset va a destra ma sbaglia. San Giovanni Valdarno che non la chiude, e allora continua a sperare il San Salvatore, che ha bisogno di un tiro da 3 punti. Lo prende Lussu, lo sbaglia, ma c'è il rimbalzo lungo che premia Federica Brunetti. Extra possesso San Salvatore. Arioli che va a un passo dal potenziale gioco da 3 punti. Davvero sfortunata qui il San Salvatore. In generale non è mai stato troppo fortunato negli episodi, diciamo, nel corso di questa partita. Gagliano, poi Brunetti, Arioli, c'è tutto il fallo su Cinzia Arioli. 45 secondi e mezzo dal termine. Dentro il primo. Dentro anche il secondo per Arioli. E altro time out in campo. Quattro punti di vantaggio per San Giovanni Valdarno. Qui la giocatrice ospite attirata su un raddoppio. Sono riuscite comunque a uscirne le giocatrici di coach William Orlando. 30 secondi al termine. Rosset tiene vivo il palleggio, prova a superare Gagliano. Il San Salvatore che non spende il fallo. Palleggio, arresto e tiro con errore, ma rimbalzo d'attacco concesso a Di Costanzo. E allora stavolta veramente iniziano a scorrere i titoli di coda sulla partita. Si affretta Arioli nello spendere il fallo, quando ormai però le speranze per il San Salvatore si stanno definitivamente spegnendo. 14 secondi e rimessa in attacco. Lussu va a spendere un altro fallo, non c'è ancora il bonus che viene conquistato appunto con questo fallo speso da Lussu. E allora Gonzalez in lunetta per chiudere definitivamente i giochi dentro il primo. 76 e ora 77 i punti messi a segno da San Giovanni Valdarno in questa partita. Ultimi secondi di gioco. Gagliano sbaglia in penetrazione.
E allora finisce qui, San Giovanni Valdarno può brindare a un'altra vittoria esterna in questa stagione, la 14ª complessiva per la squadra di coach Orlando. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.